Quando si parla di cibo viene naturalmente in mente la Sicilia, tripudio di colori, tripudio di sapori. E a proposito di cibo siamo andati a trovare Saro. Benvenuti in Sicilia, buonasera. E Saro oggi ci preparerà il panino siciliano, un panino apprezzatissimo dal gusto unico, possiamo definirlo. Assolutamente sì. Questo panino, avviciniamoci al bancone, con quali ingredienti verrà oggi preparato? Cerchiamo quantomeno di scegliere pochi ingredienti ma buoni, quella è la mia filosofia sul lavoro. Si parte innanzitutto dal pane. Il pane è essenziale per noi meridionali, in Sicilia ancora di più. Questo è un pane lievitato in modo naturale come facevano una volta, ancora sotto le coperte, con grani antichi siciliani e il lievito madre. Lo tagliamo, questa è una bella pagnottina. Togliamo la mollica ma non la buttiamo, la mettiamo da parte perché può servire per fare altri preparati in cucina. In cucina non si butta mai nulla, la mettiamo solo da parte. Partiamo dal croccante, che serve quasi sempre in un panino, che è la parte più piacevole secondo me. E io opterei per una bella provola, una provola dei Nebrodi ovviamente, siamo qui sul territorio per cui si valorizzano i prodotti del territorio. Questa è una provola stagionata a 15 mesi. Una nostra eccellenza che in pochi magari conoscono perché conoscono solo quella fresca, è più comune diciamo. E poi il guanciale di suino nero e lo abbiniamo con un ottimo limone. Noi siamo a Torrenova, ci chiamano i limonari, il paese dei limoni, per cui perché non utilizzare questo ingrediente eccellente? Già molti avranno l'acquolina in bocca solamente guardandolo, quindi iniziamo Procediamo, prego. E allora facciamo una base appunto con la provola che avevamo tagliato precedentemente, ovviamente abbondiamo perché ci piace così, no? Ovviamente anche con questa abbondiamo, questa è la parte, sarà la parte ovviamente dolce del nostro panino, ma al contempo anche quella più delicata perché il guanciale di maiale del nostro suino nero, a differenza degli altri guanciali, degli altri maiali, appunto è molto delicato, molto dolce. Come vedete anche la morbidezza credo che si veda anche dalle riprese della telecamera. Questo è tutto un programma. Che dire, quando si viene in Sicilia e si apprezzano i panorami, i paesaggi, i monumenti, i siti storici, archeologici e poi si apprezza un panino del genere, abbiamo il massimo della soddisfazione. Credo sia il connubio perfetto, ma non soltanto in Sicilia, perché comunque il cibo nel mondo credo che sia parte della cultura popolare ed è insita proprio in ognuno di noi, no? Il cibo della mamma si dice che è sempre il più buono, proprio per questo, perché siamo proprio abituati al cibo del nostro territorio e quindi farlo conoscere anche a chi viene da fuori credo sia un mezzo per farci conoscere meglio, sicuramente anche in altri ambiti. Abbiamo notato che chi viene in Sicilia ci ritorna, chi viene piange sia quando arriva che quando se ne va, perché naturalmente la nostalgia e la voglia di un ritorno imminente è molto alta. Credo proprio perché li facciamo mangiare tanto. E anche bene. Mi sa proprio di sì. Una bella spremuta di limone. Il nostro panino è pronto. E viva la Sicilia e il suo cibo!